Raga, ci siete? Scusatemi, non posso proprio aspettare, ho un'idea della Madonna per le prossime canzoni dei New Rant. Sì, ma veloce che quando andai lì, dai. Senti, buoni, io sono reperibile. Mi hanno appena chiamato perché c'è un tipo che si è spaccato le corna perché è tornato a casa dalla moglie senza avvisare. Ma come prossime canzoni buone? Cioè, io ero convinto ci fossimo sciolti. Ma no, non potete capire, è l'idea del secolo. Con queste canzoni qua ci fanno suonare in tutti i palchi della provincia. Casarile, Motta, Caseigerola, Pinarolo Po. No, Pinarello no. Piuttosto andiamo a Possolo Formicarolo, ma Pinarello mi piace proprio no, lascia stare. Dai, statemi a sentire un attimo. Allora, l'idea è quella di raccontare la vita quotidiana di un pensionato come se fosse una fiaba. Vabbè, ciao Pep, né? Io e Lez, ciao, né? Ti sentiamo presto. Guarda, buone, idea spettacolare, bellissima, ma il tipo di prima che si è spaccato le corna, aspettando, gli è venuta anche una terribile orchite, guarda, una tragedia infinita. Devo andare, devo scappare. Non vi ho detto la roba più importante. Ti dico la mia sinceramente, secondo me questa idea ha del potenziale. Possiamo prendere il pensionato, possiamo prendere i figli, possiamo creare un universo narrativo condiviso gigantesco con libri, film, musical di Broadway, videogiochi. Forse a Caseigerola non ci vogliono, ma a Hollywood sì. E quello che conta è che lo faremo con le canzoni dei film Disney. A me basta che siano 7. Ragazzi, forse ho un titolo. Chiamiamolo Reuma Disney. Genio. Che bello. Ma te già mo pensai canzone? Anzi, hai 7 canzoni che gateni, No, in realtà no. Cioè, tipo, prenderei di sicuro quella del Re Leone. Ma la sirenetta non può mancare però, dai. A me piace tantissimo la carica dei 101. A me piace Frozen. E se ne facessimo una su Brave? Sì, bravissimo! Ah, ma quindi possiamo fare anche i Pixar? Cioè, se non fai Toy Story, io me ne vado dal gruppo. Chiaro. Sai che quasi quasi... No, scusa. Sì, possiamo fare anche i Pixar. E ho un'idea giusta, mi sa, per la tua canzone. Dai, buone, non puoi non fare La Bella e la Bestia. Secondo me, le più sei romantica l'Aladina, quel che voleva col tappeto. Allora, siamo a 8, quindi più di un EP, ma meno di un disco. Esageriamo, facciamone anche un'altra. Facciamo una nona. Il libro della giungla? Sì, sei proprio bello. Buone, cos'è Storia Roma Disney? Voglio dire, un disco, è un film, è un musical, che cos'è? Ma sì, potrebbe essere un disco, ma non è proprio un disco. Mi sa che non ho capito tanto bene. Allora, facciamo una bella roba. Lo facciamo a puntate. Tipo ogni settimana esce una canzone, che sarebbe un capitolo della storia del nostro pensionato. E lo facciamo uscire lì sui nostri social. Sì, ma quando è che cominciamo? Secondo me o lo facciamo a marzo o non lo facciamo più. Ma come fai a marzo e dopodomani marzo? 9 canzoni in 2 giorni? Come fai? È impossibile. Ma sì, cosa ci vuole? Un paio d'ore e faccio tutto.